L'11 settembre della Lega. Oggi il segretario Alberto Stefani riunisce il direttivo del partito e, a dispetto della ricorrenza in calendario, proverà a trasmettere un segnale distensivo al dissenso interno. L'obiettivo è ricucire gli strappi e avviare la ricostruzione di un'unità incrinata da veleni e abbandoni. Ultimo, ma solo in ordine temporale, quello dato per certo dell'assessore regionale Federico Caner, che però ieri Zaia e Coin, segretario provinciale di Treviso della Lega, hanno smentito. Un Federico Caner, come tanti altri, folgorato sulla via di Flavio Tosi e in procinto di traslocare in Forza Italia, inseguito dal tesoriere del Carroccio che reclama invano 50.000 euro di contributi arretrati. Si tratta di un possibile addio clamoroso che ha sorpreso e irritato anche il governatore. Ai più stretti collaboratori Zaia avrebbe espresso tutta la sua amarezza a fronte di un rapporto fiduciario di lungo corso, culminato nell'attribuzione di deleghe rilevanti quali turismo, agricoltura, fondi europei. Ora dobbiamo ricompattarci e affrontare insieme i problemi che ci attendono. È il pensiero di Alberto Villanova, il capogruppo della Lega a Palazzo Ferrofini. Il congresso si è concluso, abbiamo un grande leader, Luca Zaia, e un nuovo segretario. Se saremo uniti di fronte alle turbolenze che ci investono, sapremo superarle. Certo, gli avversari cercheranno di indebolirci strappandoci qualche brandello, ma abbiamo attraversato momenti peggiori. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 11 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la Lega in fibrillazione continua. Stefani apre alla minoranza, il segretario veneto del Carroccio riunisce lo Stato Maggiore regionale e prova a serrare le fila. Questo il titolo del retroscena firmato da Filippo Tosatto sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Sul piatto della riunione prevista per la giornata di oggi, appunto, della segreteria regionale della Lega Veneta, ci sono le nomine dei legati elettorali che guideranno le campagne delle europee 2024. Saranno distribuiti in seno al direttivo, coinvolgendo anche gli esponenti non allineati alla maggioranza salviniana. Sulla stessa pagina dei quotidiani del gruppo Gedi anche un'intervista a Luca Zaia, che parla degli assessori regionali in fuga dalla Lega. Dice: sono fantasie. Il presidente veneto sui possibili addii anche di Bottacin e Marcato, oltre a quello ormai dato per certo di Federico Caner, dice: nessuna conferma e non mi occupo di beghe politiche. Nel frattempo il segretario trevigiano della Lega, come abbiamo già detto, sostiene che Federico Caner non stia lasciando il partito, dice resta nella Lega. L'interessato però nicchia, dice: ci siamo sentiti, il partito deve chiarire degli aspetti. E quindi ecco il titolo: la politica regionale, Caner in Forza Italia, Coin, il segretario trevigiano della Lega, esclude, ma il caso resta. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con un articolo sulle pagine del Gazzettino. Protezione civile, il social si sdoppia, il PD chiede chiarezza. In Veneto un'interrogazione sulle 2 pagine Facebook della regione. 2 pagine Facebook, cioè della Protezione Civile del Veneto. Una si chiama Protezione Civile del Veneto, l'altra Protezione Civile Regionale del Veneto. La prima è la pagina dell'assessorato curata dalla relativa segreteria, e poi c'è la pagina della struttura tecnica che è stata attivata lo scorso 7 luglio a Marghera. Poi ci sono altre pagine come quella Protezione Civile Regione Veneto, che utilizza il logo della Protezione Civile, ma in realtà, oltre a pubblicare alcune informazioni sulla protezione civile, fa anche ad esempio satira sul granchio blu. E poi altre pagine come Protezione Civile Veneto che utilizzano il logo ufficiale, cosa che naturalmente può indurre in errore gli enti che la menzionano.
ma sulle due pagine ufficiali, quella dell'assessorato e quella della struttura tecnica, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin risponde: la pagina non c'era, l'ho aperta io, ora la struttura si è attivata. Una spiegazione che non basta alla capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani, che ha annunciato un'interrogazione in Consiglio regionale per chiedere un chiarimento sul possibile uso personalistico dello strumento da parte dell'assessore leghista Giampaolo Bottaccin, il quale respinge l'accusa affermando che la polemica fa sorridere. Ma appunto sui social ci sono anche altri 3 profili che, pur non essendo ufficiali, malgrado l'uso del logo istituzionale, finiscono inevitabilmente per alimentare la confusione comunicativa. E allora il Gazzettino è andato a cercarli tutti, quindi ai profili istituzionali della Protezione Civile del Veneto si aggiungono quelli che usano impropriamente il logo. Finora sono state vane le segnalazioni. Sempre in tema di protezione civile, domani alle ore 12 uno strano messaggio, strano tra virgolette, arriverà ai cellulari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale. Si tratta di un test, è la prova del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. La notizia sul Gazzettino e anche sui quotidiani del gruppo Gedi. Leggiamo il titolo: IT Alert, il 21 settembre test per il Veneto del sistema emergenze. Quindi domani il test per il Friuli Venezia Giulia, che sconfinerà in qualche modo anche in alcune zone del Veneto Orientale. Il 21 settembre invece il test per in Veneto, un sistema emergenze che riguarda la gestione delle catastrofi. Domani appunto tocca al Friuli, i telefoni suoneranno simultaneamente ricevendo un SMS e il Veneto Orientale per vicinanza potrebbe essere interessato. Come abbiamo detto, di nuovo il 21 settembre il test in Veneto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 altre notizie. La prima riguarda il granchio blu che è presente nei supermercati, ma stando a una denuncia della Coldiretti del Veneto arriva dalla Grecia. Allora leggiamo la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. La presenza del granchio blu greco in alcuni supermercati veneti grida vendetta ed è un'offesa ai cittadini che hanno risposto all'appello degli operatori di settore e dei rappresentanti istituzionali cercando di consumarlo a tavola sia nei ristoranti che a casa. Sono le parole di Marina Montedoro, direttore di Coldiretti Veneto. Il crostaceo killer ha già divorato l'80% del raccolto dei pescatori. Le perdite economiche riguardano sia il prodotto maturo che quello presente nelle nursery, le zone di semina, nei fondali. Il Veneto, ricorda Coldiretti Veneto, è la terza regione in Italia per fatturato e valore aggiunto generati dal comparto della pesca e acquacoltura, primati continuamente minacciati. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia davvero tragica sulle pagine del Gazzettino di oggi. Leggiamo il titolo: figlio ucciso e conto spese. Di pulizia, pronta la causa. Di che si tratta? A Treviso i genitori hanno dovuto pagare 183 euro per rimozione e lavaggio della strada dopo che il loro figlio 17enne era stato travolto da un poliziotto che ha patteggiato 3 anni e 6 mesi. L'avvocato di famiglia dice che è possibile il ricorso, la sindaca del paese si difende, sono queste le procedure. Il legale dell'imputato sostiene invece che siano già stati risarciti i genitori. Sta di fatto che il figlio 17enne è stato travolto e ucciso da un poliziotto ubriaco che ha patteggiato 3 anni e mezzo, ma non farà un solo giorno di carcere, e loro in più hanno dovuto pagare di tasca propria per ripulire la scena dell'incidente, 183 euro per lavare via il sangue e rimuovere i rottami dello scooter. Questi genitori di Treviso sono pronti a fare causa contro una burocrazia senza cuore che li ha fatti sentire ancora più soli di fronte alla tragedia più grande, perdere un figlio. All'inizio hanno pensato a un errore o a un brutto scherzo, invece era tutto vero. L'assicurazione del poliziotto non ha rimborsato la somma, dice il loro legale. Stiamo valutando se fare causa. Questa è la notizia nell'articolo di Maria Elena Pattaro sul Gazzettino di oggi. E per questo lunedì è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.